Buongiorno e ben ritrovati per un altro appuntamento delle matinee in musica al Teatro delle Voci. La musica ha un grande potere, ci riporta indietro nel momento stesso in cui ci porta avanti, così che proviamo contemporaneamente nostalgia e speranza. Ecco, io darei il benvenuto al maestro che sarà protagonista questa mattina, il maestro Giuseppe Barutti. Questa mattina andremo ad ascoltare le prime due delle 6 suite per violoncello scritte da Johann Sebastian Bach. Si pensa siano state scritte tra il 1717 e il 1723, mentre Bach era Kapellmeister alla corte di Cothen. All'epoca era più diffusa la viola da gamba. E un piccolo aneddoto che possiamo portare è che appunto il principe di Cothen si dilettasse in questo strumento, fosse molto bravo, però non fosse un vero e proprio virtuoso. E quindi Bach dovette cominciare a scrivere per strumenti per cui appunto in corte disponeva di veri virtuosi, quindi il violoncello e il violino. Ecco, forse grazie a questa non grande abilità del principe di Cothen ci ha regalato queste opere spettacolari, queste suite davvero, davvero preziose che possiamo custodire come dei gioielli. Suite che sono divise in 6 brani, un preludio che ci dà il carattere della suite, la prima pervasa da ottimismo, la seconda invece di carattere più tragico, e poi 5 danze che però noi non rileggiamo quest'oggi come danze appunto da ballare, ma come forse danze dell'animo. E per quanto riguarda le prassi esecutive, tanto si è scritto nel Novecento per appunto trovare una prassi esecutiva mancando dei manoscritti autografi di Bach. Ecco, una prassi esecutiva è quella che oggi ci presenta il maestro Giuseppe Barutti. Allora, buongiorno e benvenuti a tutti. Le due suite si presenteranno. La suite numero 1 è in Sol maggiore e la suite numero 2 è in Re minore. Queste due suite, che sono composte appunto da un preludio e delle danze, che sono ad esempio la corrente è di carattere francese, l'alemanda tedesca, il minuetto italiano, la sarabanda, che era una danza che in antichità si eseguiva velocemente, siccome era considerato un po' troppo sensuale, allora la Chiesa subito l'ha tarpata e ha creato una danza invece lenta. Comunque, oggi eseguirò le due suite in conseguenza una con l'altra e in mezzo mi sono permesso di mettere un piccolo ponte che collega la suite in Sol maggiore con la suite in Re minore. Basta. È come se nella mia mente ci fossero due parti che giocano a rincorrersi da una stanza all'altra, l'incanto e la malinconia. Ecco, io ho già ascoltato una volta il maestro Barutti eseguire queste suite e mi sono chiesta come uno strumento riesca appunto a risuonare come un'intera orchestra. Forse perché con il violoncello del maestro Barutti suonano incanto e malinconia.
Maestro, ci ha lasciato davvero spiazzati. Questi oltre 40 minuti forse per noi sono passati, forse per lei sono passati un po' meno rapidamente, avendo appunto suonato. Per noi sono passati davvero... Infatti arrivati alla fine non sapevamo se era già finito e come è già finito. E quindi la lasciamo un attimo, un secondino, riposare, però deve regalarci un bis. Grazie. Ovviamente dopo Bach si può suonare soltanto Bach. Quindi vi eseguirò una sarabanda della quinta suite di Bach, che all'epoca è stata scritta in modo modernissimo, scordando il La a Sol naturale.
già finito, grazie. Il maestro Giuseppe Barutti. No, volevo ringraziare l'amico Roberto che ci dà la possibilità di scendere in palestra per poter allenare le anime nostre con le vostre. Che succede qualcosa di veramente particolare, grazie mille. Maestro, il pubblico la reclama. Un altro bis? Questa era una preghiera, questa qua, e dopo, perdonatemi, dopo, no, ci vorrebbe qualcosa di festoso, però secondo me è meglio lasciare questo tipo di stato d'animo. Io preferisco. E su questa conclusione io vi do appuntamento a domenica 11 dicembre, sempre ore 10:30, per l'ultimo appuntamento di queste mattinée. Ci sarà protagonista naturalmente il violoncello del maestro Giuseppe Barutti, il violino di Glauco Bertagnin e la viola di Silvestro Favero, con tutti i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Ossini. Questi saranno appunto i solisti. Orchestra da camera, appunto i solisti di Radio Veneto 1 che si impegneranno in musiche di Tartini, Paganini, Hammel, Fauré, Sansan e Bazzini. Questo è il ricco programma di domenica mattina. Vi ricordo quindi questo appuntamento e naturalmente anche in streaming radio, ma anche web sul nostro canale Radio Veneto 1 di YouTube. E in questo momento non posso fare altro che augurarvi buona festa dell'Immacolata, buona giornata. Grazie.